Buongiorno, benvenuti a questa edizione del TG Sicilia. Vediamo i nostri titoli. Nuova emergenza sbarchi a Lampedusa, oltre 600 i migranti giunti nelle ultime ore, ma c'è anche una nuova tragedia del mare. Un morto, un ricoverato e 60 i dispersi. Storia a lieto fine per Mohamed, il bimbo tunisino scomparso alcuni giorni fa da Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Il piccolo ritrovato a Palermo. È un giallo la sparizione. A Messina 9 indagati, compreso il sindaco di Maletto e 2 imprenditori di Bronte, nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari Maurizio Croce, il commissario straordinario dell'emergenza per il dissesto idrogeologico. Intanto il presidente Schifani nomina il successore. 240 milioni per le imprese catanesi. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a Sicilia 24 Focus, annuncia il progetto che sarà frutto del dialogo positivo avuto con il ministro Urso. A Catania si svuota la pescheria, uno dei luoghi simbolo della città. I commercianti dicono non è colpa della crisi e puntano il dito contro il piano viario del centro storico che li penalizzerebbe. La cassata della discordia. A Palermo infuria la polemica. Secondo il famoso pasticcere Iginio Massari, il piatto tipico della tradizione siciliana sarebbe troppo dolce e per questo motivo all'estero non viene richiesta. Per il Messina, obiettivo play-off in trasferta oggi contro il Latina. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, torniamo a parlare di sbarchi, sono ripresi, complice il tempo mite, a Lampedusa sono arrivati oltre 600 migranti, ma nelle ultime 48 ore è tornata a consumarsi anche una tragedia del mare lungo le rotte dei viaggi della speranza nel Mediterraneo. C'è un morto, un ricoverato e 60 dispersi, questo è il bilancio. Sentiamo Manlio Viola. Sono ripresi a ritmo serrato gli sbarchi di migranti a Lampedusa, il mare è quasi calmo, il tempo mite favorisce gli arrivi. Sono 621 adesso i migranti sistemati all'hotspot di Contrada Embriacola. Per 300 la prefettura ha disposto il trasferimento con il traghetto di linea. Ben 266 adulti andranno a Melilli, mentre 34 minori non accompagnati resteranno nelle comunità di Agrigento. Complessivamente sono stati 6 gli sbarchi nelle ultime ore e fra gli arrivi si registrano decine di minori, 8 dei quali sono proprio bambini, ma anche donne incinte. Intanto si registra anche una nuova tragedia del mare. Infatti morto nella notte all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il migrante giunto con l'elisoccorso dopo essere stato prelevato dalla nave Ocean Viking. Di lui non si sa nulla, né nazionalità né età. Si sa soltanto che era uno dei 25 migranti soccorsi in acque internazionali proprio sulla nave della ONG. Erano partiti dalla Libia e secondo le testimonianze erano 85, ma dopo il naufragio 60 risultano dispersi. Con lui era stato soccorso un altro migrante che attualmente è ricoverato a Palermo all'ospedale Ingrassia. Ma le tragedie non frenano in viaggi e con il migliorare delle condizioni atmosferiche la situazione non potrà che peggiorare. Adesso una storia che ha tenuto tutti col fiato sospeso, la sparizione di un bambino, Mohamed, da Santa Maria di Licodia nel Catanese, è stato ritrovato a Palermo. Sta bene, fortunatamente, ma adesso bisogna chiarire alcuni lati oscuri di questa vicenda. Tonino De Mana. Presenta ancora molti lati oscuri, ma almeno è una storia a lieto fine. È stato ritrovato a Palermo Mohamed Khalifa, il bimbo tunisino di 10 anni che si era allontanato la notte tra il 12 e il 13 marzo scorsi da Santa Maria di Licodia nel Catanese. I carabinieri di Paternò, attraverso un'efficace attività investigativa, lo hanno rintracciato in buone condizioni di salute nei pressi della chiesa di Santa Chiara a Palermo. Capoluogo che ha raggiunto con modalità con le quali è ancora in corso ulteriore accertamento investigativo, e da lì i carabinieri di Paternò hanno immediatamente attivato quelli di Palermo, dove il minore è stato rintracciato dai colleghi della stazione di Piazza Marina. Infatti attorno proprio a quella piazza il bambino girava da solo, infreddolito e impaurito, e i carabinieri gli hanno dato immediata assistenza, è stato portato in caserma e dove i sanitari hanno attestato un ottimo stato di salute. Mohamed era in ottime condizioni di salute, lo vedete in questa foto sorridente e con un prelibato uovo di Pasqua in mano, utile per rendere più dolce il suo ritorno a Santa Maria di Licodia. Mohamed è stato affidato ad un tutore, ma le indagini continuano per accertare eventuali responsabili o complici della sua fuga.
A Messina 9 indagati, compreso il sindaco di Maletto e 2 imprenditori di Bronte, nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari Maurizio Croce, il commissario straordinario dell'emergenza per il dissesto idrogeologico. Francesco Triolo. Ha destato grande scalpore a Messina l'arresto di Maurizio Croce, finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura su un complesso mosaico di corruzione che ha ruotato sull'appalto dei lavori del torrente Catarratti Bisconte. 11 gli indagati, 9 persone fisiche e 2 giuridiche. Oltre Croce il suo uomo di fiducia, Francesco Vazzana, ex direttore dell'ARPA regionale, disposta l'interdittiva della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione per l'imprenditore e il sindaco di Maletto, Giuseppe Capizzi, altra figura chiave dell'inchiesta come gestore di fatto della Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori per la realizzazione dei lavori sul torrente. Tra gli indagati il geometra barcellonese di 67 anni Antonino Cortese, funzionario del Dipartimento di Protezione Civile e Difesa del Suolo del Comune di Messina, che fu direttore dei lavori dell'appalto per la riqualificazione del torrente, la geometra 44enne Rossella Venuti, in qualità di funzionario responsabile dell'area tecnica dell'ufficio per il dissesto idrogeologico diretto proprio da Maurizio Croce. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto diversi benefit, tra cui l'iscrizione ad una università telematica per conseguire la laurea in ingegneria con soldi elargiti dall'imprenditore Giuseppe Capizzi. Nell'inchiesta ci sono poi altri 4 indagati per i quali la GIP Arianna Raffa non ha deciso alcuna misura restrittiva. Si tratta dell'imprenditore messinese Rosario Arcovido, 60 anni, dell'imprenditore Emanuele Capizzi, 31 anni, di Bronte, del messinese Giovanni Pino, 58 anni, e di Davide Tommaso Spitaleri, 55enne, anche lui di Bronte. Sono considerati dalla Procura soggetti fiduciari di Giuseppe Capizzi e la contestazione per tutti il finanziamento illecito ai partiti. Come persone giuridiche invece 2 ditte del gruppo Capizzi con sede a Maletto. I benefici erano svariati, dai lavori edili gratis in case private ed un noto negozio d'abbigliamento del centro ad un resort e un Rolex da 20.000 euro. Intanto il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha nominato ieri pomeriggio il responsabile ad interim della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico. Si tratta di Salvo Lizio, attuale dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità. Lizio sostituisce appunto Maurizio Croce. Cade l'accusa di omicidio per errore per i 3 indagati coinvolti nella sparatoria avvenuta lo scorso 28 febbraio nella concessionaria Villaggio Mosea ad Agrigento, nella quale è morto il palmese Roberto Di Falco. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Palermo, che ha confermato la misura della detenzione in carcere per Angelo Di Falco, il fratello della vittima, Domenica Avanzato e Calogero Zarbo. Rimangono in piedi le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. La procura aveva ritenuto che si fosse trattato di una spedizione punitiva finita male. Il commerciante pare che avesse un debito con Roberto Di Falco legato alla compravendita di auto che sarebbe stata pagata appunto a Di Falco con un assegno scoperto. E adesso ci spostiamo, andiamo a Catania, un progetto da 240 milioni di euro per le imprese catanesi. Il sindaco Trantino anticipa nel focus di Telecolor alcuni punti del fruttuoso dialogo avuto con il ministro Urso. Vediamo. Come è andato l'incontro con il ministro Urso? Ricordiamo che il ministro Urso, ministro delle imprese, del Made in Italy. Lunedì mi sono incontrato con il ministro Urso, ci sono dei lavori, dei work in progress molto interessanti. Quello di cui abbiamo discusso, fra le tante altre cose di cui posso parlare, è l'individuazione di un'area destinata alla realizzazione di questa pilot line che porterà un investimento di 240 milioni di euro per le realizzazioni di semiconduttori a caldo e quindi un ulteriore volano nel solco di quell'ecosistema del digitale, dell'innovazione che sta trasformando Catania in vera e propria capitale in questa materia. Come si chiama questa pilot line? È una pilot line, sì, che per la realizzazione, per la produzione di chip, di semiconduttori a caldo. Che non mi chieda altro perché non tecnicamente i chip sono la base fondamentale per i telefonini, per i computer, per tutto. Ma mi scusi, da che parte di Catania? Zona industriale. Zona industriale, sì. Quindi si aggiungerebbe all'area già... Esatto, andrebbe vicino alla ST perché ieri sono andato a Palermo a parlare con l'assessore Tamaio e il presidente Schifani, è stata individuata un'area dell'IRSAP, quindi regionale, e per questo stiamo adesso portando avanti la formalizzazione degli accordi per poter partire.
Tania, invece, per parlare della crisi di uno dei luoghi simbolo della città, stiamo parlando della pescheria. Secondo gli operatori non è colpa della crisi economica ma del piano viario che non consente un agevole accesso nel centro storico. Sentiamo. Non c'è nessuno, siamo tipo abbandonati da tutti. Quanto è il suo guadagno giornaliero? No, io guadagno 20-25 euro. Non è soltanto la crisi o la concorrenza della grande distribuzione a far svuotare la pescheria, percorso turistico e folcloristico per antonomasia, ma che i catanesi frequentano sempre meno. A tarda mattinata i banconi sono pieni di pesce e non è un bel segnale. Io alle 11:15 a quest'ora, 5 anni fa, 8 anni fa, già avevo mezzo bancone svuotato. Oggi siamo così, non c'è nessuno in pescheria, come vede, paccheggi, chiuso tutte ZTL, come dobbiamo fare? Vanno male gli affari e l'umore degli operatori è più nero delle seppie. La pescheria non ne scende più nessuno perché sono diventate tutte ristoranti, cose. Le persone vengono e non trovano il posto, la macchina dove la mettono, le linee AMET dove sono. Non c'è più nessuno, non scende più nessuno, siamo impossibilitati, non ce la facciamo più così ad andare avanti. Io ho 58 anni e non sono più in grado di portare un pezzo di pane a casa perché non c'è proprio più persone che scendono, assolutissimamente. Tutti quanti mi dicono che devono fare ore di fila e poi arrivano qua e non ci sono neanche parcheggi. Sediamoci, cerchiamo di vedere la viabilità un'altra volta, ci sono strade che si potrebbero aprire anche la mattina sola e di pomeriggio chiusi, cerchiamo di creare un parcheggio, dateci modo di dar da mangiare alle nostre famiglie. E adesso parliamo invece di disturbi alimentari in Sicilia, 37.000 i nuovi casi negli ultimi 2 anni. Al TG Sicilia la storia di Lidia e della sua lotta contro l'anoressia. Sentiamo Giusy Lazzara. Giornata dedicata ai disturbi alimentari. Il fiocco lilla è il simbolo di una patologia silente che coinvolge sempre più adolescenti. In Sicilia 37.000 nuovi casi negli ultimi 2 anni. Cosa vuol dire questo fiocchetto lilla per te oggi? Per me è un simbolo che testimonia come poco a poco si inizia a fare informazione sull'argomento. È un argomento che io stessa, anche informandomi, ho visto che è poco discusso. Difficile lottare contro un piatto di pasta o una bistecca. Io ricordo che mi convincevo di non poter mangiare per esempio la pasta o un dolce e dopo, per convincermi che non era così, dopo mangiato andavo davanti allo specchio e mi mostravo a me stessa che non ero cambiata, cioè non ero diversa, perché nella mia testa invece io diventavo subito il doppio, il triplo di quanto in realtà fossi. Cosa ti senti di dire a chi invece si trova in questo momento nella difficoltà proprio di poter seguire un regime alimentare normale? Io stessa c'è stato un momento in cui ho pensato io non posso sopportare questa situazione, non la riesco a gestire, a uscirne, preferisco lasciarmi andare, però se ne può uscire e lo si fa con tanta forza di volontà, non è vero che lo si fa da soli, serve lo sprono e l'aiuto. Le famiglie sono costrette così ai viaggi della speranza in altre regioni e chiedono più assistenza anche negli ospedali della Sicilia. Sarebbe importante che in tutti i pronto soccorsi degli ospedali ci siano dei percorsi dedicati a queste persone che peraltro arrivano spesso in condizioni veramente gravi e quindi devono essere immediatamente soccorsi, ecco come dice la parola, e avviati a un percorso dedicato a loro. Di anoressia, bulimia e binge eating se ne è parlato alla Facoltà di Scienze Politiche di Catania, in un incontro promosso dagli stessi studenti con docenti e nutrizionisti. Intanto c'è un'ultima ora rispetto alla notizia di apertura per quanto riguarda gli sbarchi dei migranti. Sono 23 i migranti della Ocean Viking che stanno sbarcando a Catania in via cautelativa. La nave poi proseguirà per Ancona, il porto inizialmente assegnato. A Caltanissetta apre l'Out Café, il primo bar in Sicilia con una missione: il lavoro come cura. A servire ai tavoli 3 ragazzi con lo spettro autistico. Out Café è qualcosa davvero di straordinario, ma lo straordinario sta proprio nel fatto che è un luogo, è un bar inclusivo.
il cui valore principale è il valore umano, è la relazione. E quando parliamo appunto di autismo, molto spesso anche viviamo un po' questa difficoltà di relazione, di comunicazione, che noi stiamo pian piano cercando invece di superare attraverso l'esaltazione delle abilità. La storia di Alex, Filippo e Francesco, affetti dallo spettro autistico, inizia quasi per gioco e si trasforma col tempo in un'opportunità concreta di lavoro. Impegnati nei progetti di inclusione anche minori non accompagnati. Nell'Out Café i prodotti sono a chilometro zero e l'accoglienza è professionale. Mi piace lavorare qua, bere caffè e cappuccini. Faccio un po' di tutto, faccio un po' tutto quello che riesco a fare, cioè tipo fare caffè, servire ai tavoli e cucinare. Il progetto, il primo in Sicilia, nasce da una sinergia fra la cooperativa Etnos, l'ASP di Caltanissetta e la Fabbri. Si è lavorato insieme per far vivere ogni forma di diversa disabilità come normalità. A Palermo è scoppiata una polemica che ha mandato su tutte le furie il popolo dei golosi. Secondo il famoso pasticcere Iginio Massari, la cassata siciliana all'estero non viene richiesta perché è troppo dolce. Marco Gulla. Siete mai chiesti come mai il cannolo lo mangiano in quasi tutte le parti del mondo e la cassata no? Perché la cassata è troppo dolce. Sicilia bella, Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. A parlare è Iginio Massari, per chi non lo conoscesse è uno dei pasticceri più importanti d'Italia. Questa sua considerazione sulla cassata siciliana ha mandato su tutte le furie tantissimi palermitani che sui social si sono scagliati e scatenati contro il maestro pasticcere di Brescia. C'è pure chi ha paragonato la cassata all'arte barocca. Guai chi ce la tocca, il popolo palermitano non ha gradito, eufemismo questo, le dichiarazioni di Massari, così anche importanti chef e pasticceri palermitani vogliono entrare nel merito della polemica che da giorni ha investito il pasticcere famoso anche per le sue ospitate a Masterchef. Non è così, caro maestro, la cassata ci rappresenta la Sicilia. Io ho avuto il piacere nel 2023 di servire 6 capi di Stato oltre il nostro e sempre la cassata era presente perché è il dolce che rappresenta la nostra terra. È il dolce che rappresenta i colori della nostra terra, la sicilianità e rappresenta noi, quindi la cassata non si tocca, caro maestro. Ma è davvero troppo dolce la cassata? No, non è davvero troppo dolce la nostra cassata. La nostra cassata negli anni è stata migliorata e come? È stata migliorata, è stato tolto prima cosa il colorante, l'essenza, quindi non ha più quel colore verde. Adesso abbiamo tagliato con della farina di pistacchio e farina di mandorla, quindi il colorante è stato tolto. Lo zucchero, anticamente veniva fatto un chilo di ricotta, 700 di zucchero, oggi è stato abbassato a più del 50%. E alla domanda cosa chiedono principalmente i turisti, questa è la risposta. Il turista quando entra la prima cosa che ci chiede sono cannoli e cassata. Cioè per loro è un dolce da portare in viaggio e portarlo nelle loro case e far conoscere questo prodotto e questa bellezza barocca che noi abbiamo. Sicilia bella, Sicilia bella, fammi tastare la luce nella terra, Sicilia bella. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio, alla sconfitta del Palermo tra fischi e contestazioni e poi la vittoria del Catania, il Catania che torna a vincere dopo un mese in campionato e poi le ultimissime per quanto riguarda il Messina che ha un obiettivo, quello dei play-off. A tra poco. Buongiorno e ben trovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso parliamo di calcio. Per il Palermo si allontana il sogno della promozione diretta, infatti sconfitta netta in casa, è stato piegato per 3-0 al Barbera dal Venezia. Corini contestato a fine gara. Marco Gulla. Via, la posizione del tecnico è in discussione. E adesso la Serie C, il Catania vince 2-1 contro il Cerignola, in vantaggio nel primo tempo su rigore. I rossazzurri nella ripresa subiscono il pareggio e rischiano di perdere, ma alla fine la spuntano. Marco Carli.
Torna al successo in campionato il Catania dopo quasi un mese. Lo fa in una partita complicata e difficile. Primo tempo contratto, chiuso con i rossazzurri in vantaggio su rigore di Chiricò. Buona la sua partita. Ripresa con il Cerignola che prende il controllo, pareggia, spreca qualche occasione per vincere. Alla fine però è Zammarini a trovare la rete decisiva. Emozioni poche fino al minuto 33 quando Chiricò si guadagna il calcio di rigore per un fallo di Ruggero. Sul dischetto ci va proprio il numero 32 che realizza spiazzando il portiere. L'ultima rete dell'attaccante esterno prima di Natale a Benevento, sesto gol per lui. L'1-0 dalla scossa al Catania che con Marsura va vicino al raddoppio. Buon controllo e bel tiro a giro di destro che trova la respinta di Krapicas. Qualche sofferenza nel finale, ma si va al riposo sull'1-0. La ripresa si apre col brivido, Conte che allontana male, Visentin serve Malcore che può stoppare indisturbato ma dall'altezza del dischetto manda al lato. Il Cerignola esercita una supremazia territoriale e pareggia con merito. Sul tiro di Visentin il pallone finisce sui piedi di Malcore che questa volta non sbaglia. Dopo il pari pugliese arrivano errori a ripetizione con il pubblico che perde la pazienza. Il Catania si disunisce e Furlan deve salvare su colpo di testa di Leonetti. Il Catania è in difficoltà. Ci prova anche Vutai che manda sopra la traversa, così come va fuori la conclusione di testa di Visentin. Alla prima occasione della ripresa però i rossazzurri tornano in vantaggio. Bella combinazione Cicerelli, Indoi, Castellini con quest'ultimo che pennella al centro. Zammarini piomba sul pallone di sinistro, fa gol. Una rete importantissima per la classifica e nonostante non sia stato certo un bel Catania anche per il morale in vista della finale di Coppa. E oggi invece sarà la volta della Messina che gioca a Latina, una gara fondamentale per raggiungere la zona play-off. 3 assenti nella formazione giallorossa, fischio d'inizio alle 18:30. Sergio Colosi. Il Latina ci sta da tempo, il Messina invece vorrebbe entrarci. Il tema della sfida del Francioni sono i play-off e i 3 punti di oggi pomeriggio valgono tanto per entrambe le squadre, con quella di Modica che al più presto vuole festeggiare anche la salvezza diretta dopo averla blindata. Insieme ad Emmausso che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica, sono rimasti in Sicilia gli infortunati Plescia che ha anche influenzato e Civilleri. Tornano disponibili invece Manette in difesa e Piana per la panchina. Modulo 4-3-3 con Fumagalli in porta, reparto arretrato con Manette e Dumbravanu centrali, Lie e Ortisi sulle fasce laterali. A centrocampo Franco, Firenze e Frisenna, in attacco Rosafio, Zunno e il capitano Ragusa. Latina che ha vinto 4 delle ultime 7 partite, mentre il Messina gioca meglio in trasferta, dove in 8 viaggi ha ottenuto 4 successi, 3 pareggi e l'unico stop a Giuliano. Nei 4 precedenti nel Lazio, una sola vittoria ospite l'anno scorso 0-2. Arbitro Gabriele Sacchi di Macerata, che non ha mai diretto la formazione peloritana, che sabato prossimo tornerà al Francoscoglio per ospitare il Foggia e per alimentare il sogno dei play-off ha bisogno di uscire quantomeno in battuta da Latina. E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra informazione ritorna alle 13:30, intanto vi lascio con Luca Ciliberti e la rassegna stampa, a più tardi e una buona giornata a tutti voi. Bentrovati, benvenuti a Buongiorno Sicilia, scusate, alla TG Sicilia, queste le principali notizie. Insultata e minacciata una dottoressa dell'ambulatorio di Palma di Montechiaro. È l'ultimo caso di una serie senza fine che contribuisce alla fuga dei medici del servizio pubblico. I pronti soccorso sono sovraffollati, la CGIL manifesta in tutte le province per difendere la sanità siciliana e denuncia servono più medici e infermieri, non solo telecamere e controlli. Stremati e disidratati, sbarcati nella notte alla Ocean Viking a Catania, i 23 superstiti dell'ultimo naufragio di un barcone, costato la vita a 60 migranti. 2 sono ricoverati al Cannizzaro.
Importante passo in avanti per il risanamento di Messina. 13 famiglie della baraccopoli di Giostra visitano gli appartamenti che potranno presto occupare. Inaugurata a Favignana la mostra dedicata alla baronessa Franca Florio, moglie di Ignazio, l'imprenditore più ricco della Sicilia di fine Ottocento. Bella e intelligente, donna Franca è considerata la regina della Belle Époque dell'isola. Genitori e fisco sul chi va là per OnlyFans, l'applicazione di tendenza che promette guadagni facili se chi lo utilizza mette in rete immagini e video intimi senza censura, ma solo in pochi guadagnano davvero. In Serie C, vittoria con il fiatone per il Catania che rischia ma poi ha la meglio sulla Cerignola. Classifica che respira in vista della finale di Coppa. Il Messina oggi in campo a Latina. Bentrovati, ancora un'aggressione ai danni di un operatore sanitario, vittima una dottoressa della Guardia Medica di Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Si è rifiutata di rilasciare un certificato falso. Davide Sardo. Non si arresta l'escalation di aggressione e di violenza a danno del personale sanitario, letteralmente in trincea, in ospedali e ambulatori spesso carenti di attrezzature e nelle piante organiche. Adesso bersaglio di un paziente è stata una dottoressa in servizio all'ambulatorio di medicina generale a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Lina Petrucci sarebbe stata insultata e minacciata verbalmente da un suo paziente all'interno dello studio medico. Ad alterare l'uomo sarebbe stato il mancato rilascio di un certificato medico da parte della dottoressa. In verità, secondo quanto spiegato dal medico, lo stato di salute del paziente non sarebbe stato tale da giustificare un certificato medico che altrimenti sarebbe stato falso. Lui si è infuriato e ha coperto la dottoressa di insulti e minacce. La malcapitata è scappata via, si è recata in caserma e lo ha denunciato ai carabinieri. A seguito di quanto accaduto, il presidente dell'Ordine dei Medici d'Agrigento, Santo Pitruzzella, ribadisce l'appello a predisporre degli appositi servizi di sicurezza nei presidi sanitari. Le aggressioni ai medici, i pronto soccorso sono sovraffollati e c'è carenza di personale. La CGIL manifesta in tutte le province per difendere la sanità siciliana e denuncia servono più medici e infermieri, non solo telecamere e controlli. Emanuela Corsi. Noi che siamo in trincea chiediamo l'aumento di risorse umane intendo medici, infermieri e personale di supporto. Contro le aggressioni nelle strutture sanitarie non solo telecamere e posti di polizia ma più medici e infermieri. È l'appello della CGIL che ha organizzato un sit-in in difesa della sanità siciliana in tutte le province dell'isola. A Catania i manifestanti davanti all'ospedale Garibaldi Centro denunciano la carenza di personale e pronto soccorso sovraffollati che spesso diventano teatro di episodi di violenza e minacce nei confronti dei sanitari. Ma noi da tempo diciamo che bisogna potenziare la medicina del territorio, ovviamente più case di cura, più ospedali di comunità che erano oltretutto previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quelle potrebbero smaltire i pronti soccorsi perché le aggressioni al personale sanitario avvengono proprio per gli affollamenti e la gente è disperata. Dietro questa carenza di personale c'è anche la grande fuga verso la sanità privata. È chiaro che molti medici stanno andando verso il privato perché vengono anche pagati meglio rispetto alla sanità pubblica. È chiaro che il numero chiuso nelle università è un problema, è ovvio che il tema del personale è un tema che va affrontato a 360 gradi, noi chiediamo più assunzioni, è chiaro che potenziare la sanità è potenziare praticamente la tutela del cittadino. Termini Imerese, cade dalla lettiga e muore durante il trasporto a casa in ambulanza. La vittima è una donna di 85 anni appena dimessa dall'ospedale. Per il trasporto a casa i familiari si sono rivolti a una ditta privata, ma lungo il percorso la donna è caduta battendo la testa ed è deceduta per una emorragia al capo. I familiari hanno presentato denuncia.
Messina, Maurizio Croce si è dimesso da consigliere comunale e agli arresti domiciliari, accusato di corruzione. Croce, in passato assessore regionale e candidato a sindaco nell'ultima campagna elettorale, ricopriva anche il ruolo di responsabile della struttura contro il dissesto idrogeologico della Sicilia, incarico per il quale è stato sollevato dal governatore Schifani, che lo ha sostituito con il dirigente Salvo Lizio. Migranti in gravi condizioni sulla Ocean Viking. Nella notte i 23 superstiti dell'ultimo naufragio del barcone partito dalla Libia sono sbarcati a Catania per ricevere cure. 2 sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro. Tutti loro hanno visto i compagni morire, 60 in tutto. Eva Spampinato. Erano molto stremati perché il viaggio è stato molto lungo, da quelle poche notizie diciamo che siamo riusciti ad avere è stato un viaggio di quasi una settimana, non hanno mangiato per tanti giorni. Sono sbarcati al porto di Catania intorno alle 3 della notte scorsa i 23 superstiti di un naufragio lungo le rotte della speranza, anzi della disperazione. La nave Ocean Viking che li ha salvati doveva proseguire il suo viaggio fino ad Ancona, ma le condizioni degli uomini e delle donne richiedevano un intervento immediato e così si è subito messa in moto la macchina catanese dell'accoglienza e del soccorso con Croce Rossa, Protezione Civile, ASP e Questura. In 21 adesso si trovano qui al centro di prima accoglienza di via Forcile, mentre 2 sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro. Molti sono arrivati disidratati e noi ovviamente li abbiamo accolti nel migliore dei modi. Uno di questi 2 ragazzi è affetto, ha presentato positività al Covid, ma ha anche una patologia gastrointestinale, quindi probabilmente dovrà essere studiato e verrà ricoverato presso il nostro reparto di malattie infettive. L'altro invece presenta delle ustioni da carburante o verosimilmente da carburante ai glutei, alle ginocchia e ai piedi. Stando ai drammatici racconti dei naufraghi, sarebbero morti in 60. Sì, la cosa triste è questa. Le condizioni che hanno presentato questi ragazzi già dimostrano la grande estrema precarietà di questo trasbordo, perché le ustioni da carburante vuol dire che sono rimasti a contatto con liquido infiammabile per più tempo. Per questo motivo infatti abbiamo messo a disposizione appunto una psicologa, potenziando il servizio che già noi offriamo normalmente durante il lavoro che facciamo qui dentro. Intanto il via vai di pullman che trasportano migranti qui in via Forcile prosegue. C'è chi arriva da Porto Empedocle dopo essere sbarcato a Lampedusa e chi invece va via verso altri centri di accoglienza italiani. Importante passo in avanti per il risanamento di Messina. 13 famiglie della baraccopoli di Giostra hanno visionato gli appartamenti che potranno presto occupare. Francesco Triolo. Dalle baracche ad una casa vera, l'ex lavatoio di Giostra è una delle baraccopoli più degradate di Messina, dove si vive in condizioni di assoluta precarietà. A 7 famiglie considerate fragili lo scorso luglio sono stati assegnati nuovi appartamenti, ma lì vivono ancora 13 nuclei familiari, 42 persone che oggi hanno visionato le case che la struttura commissariale del governo per il risanamento insieme al comune di Messina e Darisbè è riuscita a reperire per spostarli da lì. Entro qualche mese queste saranno le loro nuove case. Quando ho visto la mia casa hanno aperto solamente la porta, era al buio, un'emozione bellissima, appena hanno alzato la tapparella, bellissimo, sento mia figlia gridare questa sarà la mia camera perché mia figlia è soggetto fragile, è una casa bellissima e poi una casa è casa, dico, io qua quando dormivo mi arriva anche l'acqua di sopra, io tutt'oggi ho timore che quando piove mi controllo se mi entra acqua. Sono belle, la verità, a fronte alle baracche sinceramente le case sono belle, sì sicuramente, questo sì, la pulizia e diversamente. Si tratta di uno dei passaggi più importanti del risanamento della città che prosegue spedito. In quell'area adesso si potrà demolire tutto e pensare magari ad uno spazio da destinare alla comunità, valorizzandolo grazie alla presenza proprio accanto di quella che viene considerata la tomba di Antonello da Messina. Il prossimo passo sarà quello di demolire e restituire quest'area alla città. Vedremo insieme all'amministrazione comunale come riqualificare quest'area. D'altronde qui c'è una palestra a 5 metri e siamo praticamente accanto alla presunta tomba di Antonello da Messina.
Restiamo a Messina, dove la polizia ha interrotto una corsa clandestina di cavalli, irrompendo a San Filippo all'alba di ieri, dove centinaia di persone, come vedete, stavano partecipando o osservando la gara fra due calessi. L'intervento degli equipaggi della polizia ha determinato il fuggi-fuggi, in particolare gli scooter che durante la corsa affiancano, come è noto, solitamente i cavalli. Sono stati identificati i fantini, i proprietari dei cavalli, e sono stati tutti denunciati alla procura di Messina. Pasqua è vicina e torna il caro voli, stavolta in maniera più contenuta rispetto a Natale, ma è moderato anche l'impatto degli sconti regionali allargati da 2 giorni ai voli da e per la Sicilia da tutti gli aeroporti italiani. Vediamo i dettagli con Manlio Viola. Prezzi ballerini per i voli da e per la Sicilia a 2 giorni dal lancio della nuova tornata di aiuti e sconti della Regione per i residenti dell'isola che devono viaggiare. Appena 48 ore fa il Presidente Schifani ha annunciato l'allargamento degli sconti ai voli da e per l'isola da tutti gli aeroporti italiani, dopo l'esperimento che da Natale ad oggi ha riguardato soltanto i voli da e per Milano e Roma. Il 25% di sconto per tutti i residenti, il 50% per le categorie speciali, ma anche per Pasqua gli sconti vengono in gran parte assorbiti dagli aumenti dei prezzi dei biglietti per le feste. Un volo da venerdì al lunedì di Pasqua per Palermo o Catania e ritorno dai principali aeroporti italiani, oltre Roma e Milano, Bologna, Torino, Genova e Verona, costa in media fra i 230 e i 260 euro a persona. Prezzo ragionevole rispetto a quelli di Natale, ma che comunque rende difficoltoso spostare una famiglia, ad esempio, di 4 persone. La Regione è cosciente che non basta e lo stesso Schifani ammette che occorre rompere il sistema delle concorrenze. Solo se cresce l'offerta caleranno i prezzi, ma non basta la nascita di Aero Italia, la cui offerta non preoccupa minimamente le compagnie che già operano sulle tratte siciliane. La Regione non sembra invece intenzionata a prendere in esame la proposta Ryanair, che non ha aderito agli sconti e che chiede di abrogare le tasse regionali, provinciali e comunali di imbarco e di soggiorno. E si parlerà anche di caro voli all'interno della nuova puntata di Il Punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti oggi alle 14.30 su Telecolor e alle 21.30 su questa rete, su Antenna Sicilia. L'ospite sarà Nino Pulvirenti, ex presidente del Catto Catania, patron di Windjet, che ha deciso di raccontare e di raccontare tutti i particolari sulle vicende che lo riguardano, dalla parabola della compagnia aerea siciliana al calcio, che per quasi un decennio lo ha visto protagonista in Italia, fino alle inchieste giudiziarie. Il programma andrà in onda anche in streaming sulla Sicilia Web. La drammatica situazione delle carceri in Italia e in Sicilia. L'MPA ha aderito alle iniziative di Nessuno Tocchi Caino, che vogliono sensibilizzare sulla condizione di sovraffollamento. C'è anche una proposta di legge. Marco Carli. Rendere note le condizioni di sovraffollamento delle carceri, sensibilizzare sul crescente numero dei suicidi, 24 dall'inizio dell'anno, una volontà precisa di Nessuno Tocchi Caino, Lega Internazionale di Cittadini e di Parlamentari. Chi di dovere, questa è la volontà, prenda le decisioni adeguate su una situazione che va via via aggravandosi e che sta arrivando ai livelli che portarono 10 anni fa alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea per i diritti umani. Così nasce anche una proposta di legge. Abbiamo voluto limitare la proposta di legge al sovraffollamento. Tenete presente che noi in Italia siamo andati vicini alla vera riforma dell'ordinamento penitenziario e sempre per questioni elettoralistiche, per paura di perdere voti, quella riforma non si fece. Il Movimento per l'Autonomia ha aderito al grande satyagraha proclamato da Nessuno Tocchi Caino e che ha preso avvio il 21 gennaio con uno sciopero della fame a cui partecipano centinaia di cittadini e detenuti. Abbiamo un sovraffollamento insopportabile delle carceri, carenza di personale tra le guardie carcerarie, come ben sappiamo, perché dobbiamo considerare anche la loro condizione, molti episodi di violenza, un disagio tale che poi comporta, come sapete, un altissimo numero di suicidi. Devono essere rieducati, devono espiare dignitosamente la loro pena e non vivere in condizioni che di umano hanno poco. Ad Acireale 11 lavoratori in nero e altri 6 irregolari sono stati individuati in un bar pasticceria. Gli assunti in nero lavoravano come cuochi, banconisti, camerieri senza contratto.
Agli altri 6 la retribuzione veniva corrisposta in contanti e con orari più lunghi di quelli ufficialmente segnalati. Inaugurata a Favignana la mostra permanente dedicata alla baronessa Franca Florio, moglie di Ignazio, l'imprenditore più ricco della Sicilia di fine Ottocento. Bella e intelligente, Donna Franca è considerata la regina della Belle Époque siciliana. Laura Spanò. Favignana celebra l'eleganza di Donna Franca Florio, lo fa con una mostra permanente inaugurata nel palazzo che fu proprio residenza della famiglia Florio sull'isola. Le sale di Palazzo Florio accolgono 4 riproduzioni sartoriali di abiti e monili indossati da Donna Franca, una celebrazione della bellezza e dell'eleganza nel periodo della Belle Époque, sullo sfondo di una Palermo sfavillante e ricca di fermenti a cavallo tra 800 e 900. Principale attrazione dell'esposizione è la riproduzione dell'abito indossato da Donna Franca nel ritratto realizzato dal pittore Giovanni Boldini, donato da Prada Group al comune di Favignana. L'originale è conservato presso la Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, e poi ancora 3 vestiti realizzati dalla sartoria del Teatro Massimo di Palermo nell'ambito di un progetto promosso dall'area marina protetta Isole Egadi con fondi del Ministero della Cultura. Grande apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa da Chico Paladino Florio. Favignana, come al solito, è sempre puntuale in questi eventi legati alla famiglia, eventi che danno risalto a quest'isola e soprattutto nella conservazione di quello che è la storia di quest'isola. Alla mostra si aggiunge un ulteriore allestimento al primo piano dedicato alle attività economiche condotte dalla famiglia Florio nella Sicilia occidentale. Attraverso iPad di ultima generazione sarà possibile effettuare dei tour virtuali nei principali siti produttivi e luoghi diventati celebri. Ci avviamo alla completa musealizzazione di Palazzo Florio. È un'offerta nuova di qualità culturale, storica, di memoria che noi diamo ai visitatori e a quanti scelgono di venire nelle nostre isole, che assieme all'ex stabilimento Florio troveranno un percorso quasi completo quando sarà restaurata anche la chiesa di Sant'Antonino dell'itinerario storico-culturale dei Florio. All'inaugurazione ha partecipato anche una rappresentanza della scuola dell'infanzia primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Antonino Rallo. Sempre più numerose le ragazze che tentano di arricchirsi su OnlyFans. È un'applicazione di tendenza che promette appunto guadagni facili se chi la utilizza mette in rete immagini e video intimi senza censura, ma solo in poche guadagnano davvero. Desiree Ferrito. Una persona può guadagnare 2.000 euro come 100.000, dipende ovviamente da tantissime cose. Guadagnare attraverso l'immagine del proprio corpo o la fantasia dello stesso, facilmente e senza rischi. Parliamo di OnlyFans, per chi non lo sapesse è la piattaforma di social media più proficua del momento, tanto da attirare sui creator di maggiore successo le attenzioni del fisco. Infatti OnlyFans promette guadagni sui contenuti più o meno sessualmente espliciti e crea un mercato che vale 5,6 miliardi di transazioni l'anno e attira le più disparate categorie: studentesse, professioniste e modelle. Penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole col proprio corpo, magari io non lo farei, però qualcun altro sì, va bene così. Chiunque può tentare di arricchirsi nel mondo parallelo di OnlyFans. Se una persona vuole non vendere il proprio corpo, ma è consenziente nel far vedere il proprio corpo in giro sul web, secondo me va bene così, basta che la persona è a posto con se stessa e con cosa sta facendo. Paghiamo le tasse, non facciamo del male a nessuno, si difendono i protagonisti. Dall'altro c'è chi dice di quest'acqua non ne bevo e grida allo scandalo. Uno schifo completo. Madonna mia, veramente così sono arrivati? Ma tu sai che c'è gente che riesce a guadagnare anche fino a 30.000 euro al mese? Vabbè, con gente malata. Non esiste una persona, cioè un uomo che fa una cosa del genere. Meglio guardare una donna da vivo, no? I contenuti espliciti sono a portata di un click, o per meglio dire di una carta di credito. Basta registrarsi, impostare il metodo di pagamento e accedere ai contenuti esclusivi dei creator preferiti dietro il pagamento di un abbonamento, che va da 5 euro a 50 euro. Sono ammesse ogni tipo di richiesta, gettonatissime ad esempio le foto dei piedi, a cui è dedicata un'intera categoria. Hanno sollevato curiosità le ultime dichiarazioni della starletta Antonella Mosetti. Mi danno 2.000 euro per una foto dei piedi con la schiuma da barba.
Ma l'obiettivo di diventare ricchi su OnlyFans è solo un'illusione. I creator di contenuti guadagnano infatti una media di 180 euro al mese. Conosci magari? No. Ho fatto delle idee su chi potrebbe averlo in classe nostra, però non posso dire. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la disfatta del Palermo e la vittoria con il fiatone del Catania. State con noi. Continuiamo insieme con il calcio, sconfitta netta per il Palermo che ieri sera è stato piegato per 3-0 al Barbera dal Venezia. Corini contestato a fine gara. Marco Cullà. Tramortito, non crea gioco e non tira in porta. Ripresa, Corini mette dentro Aurelio, Vasic e Graves. La musica non cambia. Ceccaroni di testa colpisce la traversa. Occasione sfumata. La formazione di Vanoli è ben messa in campo e rischia poco. Il Palermo è mai al tappeto, il Venezia fa via. La posizione del tecnico è in discussione. Il Catania ritorna al successo che mancava da quasi un mese, un rigore di Chiricò e la zampata finale di Zammarini valgono il 2-1 finale in una partita soffertissima contro il Cerignola. Marco Carli. Vittoria sporca, vittoria sofferta, col brivido, comunque la si veda, vittoria, che può servire anche a riannodare il filo con la fortuna, oltre ad avere un'importanza capitale per la classifica e per il morale. Vittoria che, va detto a chiare lettere, non nasconde le consuete pecche del Catania, fisiche, di gioco, soprattutto mentali. Nella ripresa dopo il pari il Cerignola ha avuto le chance per vincerla, ma alla fine i sorrisi sono per gli etnei, a partire da quello di Chiricò che ha messo a segno il rigore dell'1-0, tornando al gol dopo quasi 3 mesi. Sono veramente felicissimo, soprattutto per la vittoria, ma poi finalmente è arrivato il gol in un momento, diciamo, delicato della stagione, no? E questa partita per noi oggi era veramente troppo importante. Il 2-1 col Cerignola, un successo che in campionato mancava da quasi un mese, matura dopo un secondo tempo in cui il Catania si ferma, abbassandosi e disunendosi. L'avvisaglia è un gol divorato da Malcore al secondo minuto. Il bomber dei pugliesi non sbaglia però poco più tardi, fa 1-1 e manda il Catania in bambola. Ci sono stati 10 minuti senza... Non voglio essere presuntuoso, soltanto io potevo capire quello che stavano provando, perché passano gli anni ma la tensione e l'adrenalina che ti può dare questo campo in un senso o nell'altro è quella. Dunque c'è stato un momento che avrei dato tutto me stesso per aiutarli, per spingerli. Nel momento più difficile però ecco Zammarini, è una bella azione dei rossazzurri, 2-1 che vale tanto come detto nonostante la prestazione, e adesso si pensa al Padova per la Coppa, probabilmente con un Di Carmine in più. Oggi con inizio alle 18:30 il Messina gioca a Latina una gara fondamentale per raggiungere la zona play-off. 3 assenti nella formazione giallorossa. Sergio Colosi. Il Latina ci sta da tempo, il Messina invece vorrebbe entrarci. Il tema della sfida del Francioni sono i play-off e i 3 punti di oggi pomeriggio valgono tanto per entrambe le squadre, con quella di Modica che al più presto vuole festeggiare anche la salvezza diretta dopo averla blindata. Insieme ad Emmausso, che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica, sono rimasti in Sicilia gli infortunati Plescia, che ha anche influenzato, e Civilleri. Tornano disponibili invece Manette in difesa e Piana per la panchina. Modulo 4-3-3 con Fumagalli in porta, reparto arretrato con Manette e Dumbravanu centrali, Lee e Ortisi sulle fasce laterali. A centrocampo Franco, Firenze e Frisenna, in attacco Rosafio, Zunno e il capitano Ragusa. Latina che ha vinto 4 delle ultime 7 partite, mentre il Messina gioca meglio in trasferta, dove in 8 viaggi ha ottenuto 4 successi, 3 pareggi e l'unico stop a Giuliano. Nei 4 precedenti nel Lazio, una sola vittoria ospite, l'anno scorso 0-2, arbitro Gabriele Sacchi di Macerata, che non ha mai diretto la formazione peloritana, che sabato prossimo tornerà al Francoscoglio per ospitare il Foggia e per alimentare il sogno dei play-off ha bisogno di uscire quantomeno imbattuta da Latina. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie e buon pomeriggio.